Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. È scoppiata la primavera, è iniziata la bella stagione, la situazione climatica indubbiamente favorisce il turismo in Veneto, sempre che ce ne sia bisogno, perché il Veneto nel 2016 ha chiuso l'anno con numeri da record su moltissimi fronti. Per parlare di turismo in Veneto, qui con me questa mattina ho l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Una lista infinita di crocette record quest'anno. Provvidenza o quali sono gli elementi che hanno favorito questi risultati? Beh, ci sono più elementi, diciamo che sicuramente il lavoro che stiamo svolgendo da parecchi anni sta dando i propri frutti e li sta dando sia dal punto di vista istituzionale, il lavoro che stiamo facendo a livello istituzionale, ma soprattutto anche il lavoro degli operatori sul campo. Poi dobbiamo anche dire che onestamente negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione anche delle mete turistiche, anche in virtù del fatto che in alcuni territori, in particolare sia europei ma anche extraeuropei, sono successe delle cose non molto piacevoli in termini per esempio di terrorismo che hanno proprio allontanato alcuni tipi di turisti da quelle mete classiche. Di conseguenza l'Europa in quanto tale, ma non soltanto l'Italia, l'Europa in quanto tale è divenuta una meta turistica che è cresciuta ancora di più in termini di flussi turistici. All'interno però dell'Europa la regione Veneto è la sesta regione in Europa appunto per presenze, quindi questo significa che comunque c'è un lavoro particolare del Veneto che si distingue all'interno dello stesso Stato italiano e appunto tra i migliori a livello europeo, e quindi è un lavoro che parte da parecchio tempo ma che noi tentiamo di implementare anno dopo anno. Lei è appena reduce dalla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, il Veneto conferma le performance. Quanto sono ancora importanti oggi le fiere, tutte senza discriminazione, in quali paesi? Perché una volta si parlava dei paesi BRIC, no? Dove andare a promuovere, si è un po' aggiustato il tiro, perché la geografia del turista straniero che sceglie l'Italia fluttua, no? Erano scomparsi i russi, piano piano ritornano, stanno ritornando gli americani, ci sono tanti polacchi, ci fa un po' un quadro anche alla luce di quello che è emerso alla Borsa Internazionale del Turismo. Sì, questa è una bella domanda nel senso che è cambiata sia la tipologia per fare promozione turistica, sia appunto i flussi di provenienza dai vari paesi. La tipologia ci porta a dire che noi interveniamo in alcune fiere internazionali, poche per la verità, e in gergo si chiamano B2B, cioè di business puro, di incontro tra operatori, quindi tra buyer, compratori e seller, venditori, e quindi in questo caso i nostri, che vendono il proprio prodotto, e quindi diciamo sono poche le fiere dove c'è l'apertura al pubblico. Ecco, la BIT quest'anno ha cambiato forma e diciamo che innanzitutto è ritornata in centro a Milano, ha avuto una giornata legata alla domenica aperta al pubblico, ma poi le altre due giornate, lunedì e martedì, erano riservate agli operatori, e questo ha contribuito a farla un attimo ripartire, perché negli ultimi anni era un po' in difficoltà. Sì, perché non serve una vetrina di esposizione, serve un centro di affari. Che affari si sono conclusi tra gli imprenditori veneti, perché così un po' anticipano quelli che saranno i flussi? Ma c'erano parecchi operatori sotto lo stand della Regione Veneto, perché la Regione Veneto non fa altro che raggruppare tutti gli operatori del Veneto che vogliono starci, pagano una leggera fee, ma diciamo che la maggior parte del costo lo sostiene la Regione proprio per implementare i flussi turistici nel nostro territorio, e ovviamente si varia in tutto il territorio, partendo dall'aspetto legato alle città d'arte, piuttosto che al mare, al lago di Garda, alle montagne, e quindi diciamo noi tra l'altro abbiamo un territorio molto vasto e vario, e quindi più operatori diversi mi dicono
di aver trovato soddisfazione quest'anno alla BIT. Quindi c'è stata una richiesta variegata Sì. per tutti i segmenti turistici, non c'è stata una richiesta specifica, richiesta quindi variegata per tutti i segmenti. E da quali parti del mondo più che da altre? Si può pensare un ritorno di qualcuno? Beh, allora noi tendenzialmente abbiamo il mercato tedesco o di lingua tedesca, quindi significa Germania, Austria e Svizzera, che rimane per noi il mercato principale. Solo per il mare o no, mare e non Lago solo di per il Garda mare. o stanno apprezzando anche il turismo slow, Qualcos'altro, la pedemontana, sì. l'enogastronomia, la Sì. campagna? I tedeschi, principalmente mare e Lago di Garda, però come giustamente diceva lei, apprezzano anche la nostra pedemontana, quindi l'enogastronomia, anche le città d'arte, però sulle città d'arte abbiamo notato innanzitutto un ritorno degli italiani. Molti italiani, quindi anche i nostri connazionali che arrivano da altre regioni, vengono a vedere le nostre città d'arte, non soltanto Venezia o Verona, ma anche le altre città d'arte, i borghi, alcuni borghi che abbiamo che tra l'altro sono entrati nei borghi più belli d'Italia, alcuni anche recentemente, quindi questo ci fa grande soddisfazione. Se non sbaglio, Arqua Petrarca, no? Arqua Petrarca, che stiamo spingendo, che partecipa anche alla trasmissione importante nazionale, quindi dobbiamo anche votare per aiutare il nostro territorio. E poi abbiamo una presenza internazionale che sta crescendo di inglesi, americani, molto. Ecco, loro sono più interessati per esempio alle città d'arte e all'enogastronomia, un po' meno il mare o il lago per esempio. E per quanto riguarda la domanda che faceva lei sul BRIC, onestamente abbiamo avuto un calo per quanto riguarda il Sud America, in particolare il Brasile, ma perché sta vivendo una crisi politica e finanziaria molto forte. Qualche anno fa cresceva in doppia cifra, ora no. E la Russia... Questo ci fa ben sperare che tutto sommato noi che cresciamo 1 millimetro all'anno, vabbè, almeno siamo costanti, crescita piccola ma costante, e invece appunto il Brasile aveva fatto una crescita enorme, adesso la sta pagando anche per errori politici. La Russia, che negli ultimi anni era calata del 30% causa embargo e rublo, caduta del rublo, però sta già ritornando. Infatti noi non abbiamo abbandonato quel mercato perché è un mercato importante, nel senso che noi abbiamo sempre sostenuto che prima o poi sarebbe ripartito, e nel momento in cui ripartiva noi dovevamo essere lì pronti. Se non sbaglio avete avviato proprio in queste ore un tavolo, no, per cercare a livello di capire quali sono state le sofferenze delle imprese venete. Ovvio che non è una sua competenza, ma se non collaterale come imprese turistiche, proprio per capire perché il danno dell'embargo per le imprese venete è stato significativo, soprattutto quelle agroalimentari, se non sbaglio. Io tra l'altro tra le mie deleghe oltre al turismo anche la promozione agroalimentare, e quindi su questo posso dirle che i danni sono stati notevoli, in particolare per il vino per esempio, ma non solo, anche per tanti altri prodotti. Ma che ne sappia io, non soltanto il comparto agroalimentare ha pagato questo scotto, ma anche la parte industriale. Penso per esempio al tema della conceria, delle pelli, ci sono state riduzioni del 50% di vendita in alcuni mercati, non soltanto in Russia ma anche in fiere internazionali dove i russi per esempio partecipavano in maniera diciamo forte, e negli ultimi anni sono calati fortemente. Quindi questo per noi abbiamo sempre sostenuto, infatti l'abbiamo detto anche a livello centrale al governo, che è stato un grandissimo errore quello di aver appoggiato anche politicamente a livello centrale questo embargo, e andava invece spiegato che questo era un danno più nostro che non dei russi. Senta, invece i dazi che annunciati dagli Stati Uniti d'America interesseranno qualche nostro prodotto? Per fortuna noi stiamo intavolando delle trattative, e alcuni nostri prodotti, come penso il vino, Trump ha assicurato che non metterà dazi su questi nostri prodotti. Certo che dobbiamo anche dire la verità, Trump si sta muovendo all'interno di accordi previsti tra Europa e America, ed è vero che nel momento in cui l'Europa non rispetta determinati accordi con l'America è ovvio che ci sono una sorta di ritorsione, diciamo, da parte di Trump. Una forma anche di protezionismo che probabilmente un po' ci vuole in un ambito di globalizzazione, anche diciamo, per tutelare i nostri prodotti. Certo, no? Adesso, a prescindere dalla scelta di Trump, sì, anche noi dovremmo in qualche modo vincolarli, secondo lei? È ovvio che da un certo punto di vista la paghi nell'esportazione, però è anche vero che rimedi dal punto di vista dell'importazione, cioè noi siamo un paese che purtroppo negli ultimi anni stiamo importando tante cose. Penso che abbiamo per esempio distrutto tutto il sistema del lattiero caseario o della carne per esempio, per effetto del fatto che dovevamo importare dai paesi europei o appunto americani.
La Germania, per esempio, che ultimamente sta esportando molta carne, ecco perché è andata in contrasto con l'America, perché non vuole più importare la carne americana in Europa, ma vuole tra l'altro vendere... viene trattata con sostanze che in Europa sono vietate. Ecco, però i tedeschi vogliono vendere la loro carne, ma allora vendendo la loro carne, non importando più quella americana, giustamente Trump dice se rompete gli accordi allora anch'io metto i dazi sulle produzioni vostre, insomma, quindi diciamo, ma io spero che, insomma, che poi su questo ci sia un tavolo anche di confronto, perché sarebbe un po' un danno per tutti. Parlando di Europa e parlando delle performance delle imprese turistiche del Veneto, il mare è l'unico elemento un po' sofferente, ma di una sofferenza nel senso che le spiagge, avendo sempre avuto dei risultati eccellenti, perdono un po' rispetto a segmenti turistici come le città d'arte che invece o il turismo ambientale aumentano un po'. Però ci sono delle iniziative legate a dei finanziamenti europei che stanno permettendo a voi istituzioni di dare una mano, no, alle imprese, e i cosiddetti POR FESER, sono piani operativi regionali che sarebbero fondi europei Italia, Croazia, Montagna. Di sviluppo regionale. Ho fatto una sintesi migliore. Esatto. Che prevedono che cosa? Allora, questi sono fondi misti, europei, cofinanziati dalla Regione Veneto. Questo è un tema molto importante perché noi abbiamo innalzato il finanziamento da 27 milioni del vecchio PORFES, vecchio programma, che era 2007-2013, a 90 milioni di cofinanziamento regionale sul programma 2014-2020. Questo ha fatto sì che in totale noi portiamo a casa 600 milioni di euro rispetto ai 428 della scorsa programmazione, perché ogni milione che mettiamo noi fa un effetto leva di 6 milioni che portiamo a casa. Quindi, che cosa si fanno con questi 600 milioni? Perché proprio il bando della montagna è emblematico. Allora, no? qui ci sono vari assi di intervento perché i 600 milioni variano dall'aspetto del commercio, della manifattura, anche all'intervento per gli enti pubblici, quindi penso agli interventi sul settore sismico piuttosto che sull'efficientamento energetico. Però sul turismo noi abbiamo in particolare 40 milioni destinati al turismo, abbiamo fatto 4 tipi di intervento, cioè un bando relativo alle start-up d'impresa, cioè chi vuole creare nuove imprese anche complementari al turismo, quindi si inventa cose nuove, quindi qui c'è spazio alla fantasia, ma ben venga. Dei servizi complementari al soggiorno classico. Al soggiorno classico, no? Quindi vuol dire non soltanto andare a dormire, ma io creo dei servizi che poi per il posso turista. Anche presentare in outsourcing alle varie imprese ricettive. Esattamente sì, e quindi faccio un esempio, uno viene a dormire, che ne so, nel nostro territorio lungo il fiume Sile, ma poi da lì può partire, prendere una pista ciclabile e lì trova dei servizi lungo la pista, che può essere la ristorazione, il meccanico che presta la bicicletta o che la aggiusta o che la affitta, insomma interventi di questo tipo. Questi sono servizi che nascono per aiutare il turista. L'altro bando riguarda le reti di impresa, perché qui noi stiamo spingendo per passare da una logica di destinazione a una logica di prodotto e quindi creare nuovi prodotti turistici, quindi inventarsi anche cose nuove. Per esempio noi stiamo spingendo, io ho portato un disegno di legge in giunta sul turismo equestre, e anche questo può sembrare un turismo di nicchia, però è molto importante anche perché è un turismo green, slow, lento, quindi a contatto col territorio e soprattutto va a intervenire in quelle zone magari meno toccate dall'aspetto turistico, che è un po' la filosofia nostra. Che poi lei parla di turismo di nicchia, ma ormai il mercato è di nicchia, perché anche chi ha le possibilità economiche rappresenta una nicchia, no? E quindi o quello che si ha si decide di investirlo nei propri hobby specifici, quindi è tutto che ormai ragiona per segmenti, e quindi probabilmente sviluppare dei turismi meno incrementati, uno ha una sua fetta di mercato che non è più la fetta di mercato enorme, però si garantisce un'adeguata sopravvivenza, insomma gli arricchimenti faraonici penso che siano, ed è anche giusto che sia così, diciamo più spazio a tanti che avere dei grandi colossi. C'è una quota riservata al lusso, per esempio abbiamo anche un nuovo tema, settore che è legato ai
ai matrimoni, per esempio di lusso, dove ci sono questi grandi sceicchi che decidono di venirsi a sposare nel nostro territorio. Italiani pochi che utilizzano questa. Ma perché non amano il matrimonio? Tutti. Però sa, questa è gente che quando si muove, gli sceicchi spendono anche, sì, si portano milioni di euro legati a una cosa di questo tipo, no? E quindi c'è tutto un settore legato al lusso. Però, come diceva lei, non possiamo stare sulla nicchia del lusso, perché noi abbiamo un sistema tale, cioè parliamo sempre di prima industria del Veneto, 8% e oltre del PIL regionale, insomma 17 miliardi di giro d'affari, qui dobbiamo riempire non soltanto gli hotel di lusso, ma anche i 3 stelle, i 2 stelle, però gli c'è affittacamere. un'offerta sempre più qualificata, se non sbaglio, Certo. cioè si preferisce un 3 stelle o 4 stelle piuttosto che una stella, che poi la forbice economica è relativa, no? Certo. E quindi c'è anche la Certo. necessità da parte degli imprenditori di essere sempre più qualificati, che poi qualificati vuol dire offrire servizi, ordine e pulizia, no? Ma guardi, lei mi dà l'assist per dire che l'ultimo dei 3 bandi del Portfes riguarda proprio l'innovazione delle strutture, creando nuovi servizi, ma anche mettendo un po' a posto anche le proprie strutture. Le catapecchie. Insomma, diciamo Non che sono più... non dico catapecchie, però dico che ultimamente il turista pretende che ci siano dei servizi adeguati, pretende che all'interno degli hotel, ma non solo hotel, anche i bed and breakfast o gli agriturismi, ci sia la wifi, ci sia la possibilità magari di avere una spa, ci sia la possibilità di avere una camera accogliente. Insomma, i turisti chiedono questo. Allora noi questi fondi li indirizziamo anche a innovare quello che è anche il patrimonio strutturale che abbiamo in Veneto. Soprattutto in montagna, no? C'è una fetta dedicata... Sì, in Veneto, in montagna abbiamo dedicato anche con risorse regionali aggiuntive, proprio una scelta politica è stata questa, in tutta la montagna veneta. Il Trentino abbiamo il Trentino e la provincia autonoma di Bolzano. È attrezzato da tempo, no? Il Trentino, sì, volevo dire il Trentino Alto Adige. E purtroppo hanno molti soldi a disposizione, in attesa di un po' di autonomia che stiamo ricercando. Cioè, ogni struttura ha una piscina, così come... Diciamo che hanno goduto di incentivi forti da parte della provincia autonoma, sia di Trento che di Bolzano, e quindi è un concorrente sleale per quanto ci riguarda. Ovvio che noi non avremo mai quelle cifre, almeno al momento, un domani speriamo. Il Bolzano non ha il Cadore, allo Sciliar, quindi sì. Sono due proposte diverse, sì, no? Sono a due seconda proposte di chi diverse. ama una montagna più dolce o più aspra. Certo, diciamo che loro sono molto organizzati con le strutture, però io ritengo che le montagne più belle le abbiamo in Veneto, le abbiamo in provincia di Belluno, quindi insomma non è un caso che anche loro, quando devono fare un po' di promozione turistica, qualche ripresa pubblicitaria la fanno sulle nostre montagne. Qualcuno ha anche sbagliato nei siti, e non mi faccia ricordare i siti vecchi proprio della regione Veneto, no? Qualcuno sbaglia e qualcuno fa finta di sbagliare. E quindi però è importante questi bandi per la montagna, perché voi avete messo a disposizione dei soldi, ma perché vengano ristrutturate appunto le realtà esistenti, ma addirittura vi siete anche appoggiati ad un sistema di credito. Perché è vero che magari si può arrivare fino al 60% del... Sì, 40 di fondo perduto. Il 40 di fondo perduto, che non è poco, però il 60% lo si può avere stabilendo dei mutui o dei prestiti agevolati, o sbaglio? Certo, è esattamente così, perché in alcune situazioni, soprattutto negli interventi di piccoli e medi imprenditori, che quindi hanno poche risorse a disposizione, dare il 40% è sicuramente una grossa possibilità che non hanno mai visto fino ad ora. Però è anche vero che qualcuno... Se non ha un budget di partenza. Se qualcuno non ha un budget di partenza, tirar fuori il 60% comunque può essere importante. Faccio un esempio. Siccome noi diamo il 40% con un massimo di 200.000 euro, un'altra persona un imprenditore deve tirar fuori 300.000 euro. C'è chi ce li ha e chi non li ha. Chi non li ha, noi gli aiutiamo mettendo in piedi un sistema tramite le banche che di fatto prestano quelle risorse, e noi li aiutiamo con fondi di garanzia e controgaranzia per tutelare anche le banche stesse che prestano questi soldi. Poi abbiamo fatto un altro bando addirittura per chi invece investe oltre €1.000.000. In questo caso non possiamo dare il 40% perché l'Europa ce lo vieta, tra l'altro, perché diventerebbero aiuti di Stato, però diamo un 20% a fondo perduto, e anche qui il restante si può avere con l'intervento del sistema bancario, con la garanzia della Regione Veneto. Quindi insomma
avremo anche le domande che mi sono arrivate, tra l'altro mi dicono che ci sono 20 domande che provengono che vanno oltre il milione, quindi sul 1,5 milioni di investimento, e non è poco, perché avere degli hotel nel Bellunese o nella montagna veneta che investono 1,5 milioni di euro non è una cosa di poco conto. Torniamo subito dopo la pubblicità ancora a dialogare con l'assessore regionale del Veneto al turismo, Federico Canera. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, con noi l'assessore al turismo della Regione Veneto Federico Caner, ci stava illustrando i progetti che possono fruire dei fondi europei con la partecipazione della Regione Veneto. Abbiamo sentito le iniziative in montagna, addirittura 22 domande, oltre il 1 milione di euro. E invece quando il progetto Italia-Croazia che cosa prevede? Qui è un volano per le spiagge. Sì, per le spiagge non solo, perché il programma Italia-Croazia prevede sviluppi su tutto il territorio adriatico. Infatti si chiama Italia-Croazia proprio perché prende tutta la costa italiana e la costa croata. Però l'autorità di gestione è il Veneto, cioè l'Italia si è affidata al Veneto per gestire questo programma, quindi di scambio reciproco, di valutazione anche dei progetti che vengono presentati. Ecco, qui per esempio noi stiamo portando avanti delle progettualità con la regione leader capofila sul fatto di portare i turisti dalla costa nell'entroterra. Quindi fargli conoscere, anche i turisti che vengono alle nostre spiagge, fargli conoscere ciò che abbiamo nell'entroterra, quindi collegarli a piste cicloturistiche che vanno all'interno, a navigazioni fluviali interne, far conoscere i nostri prodotti tipici, e questo è un programma che stiamo portando avanti sia per parte veneta che ovviamente per parte croata, in particolare in Istria. Inutile nascondersi dietro un dito, il terrorismo, la paura, il rischio terrorismo è un rischio che ci riguarda. I 4 kosovari arrestati a Venezia non erano così degli sprovveduti, stavano realmente, almeno pare da quanto appunto riferito dagli inquirenti, pensando ad un attentato. Lei prima parlava di Italia-Croazia, la Croazia ha deciso di rimettere controlli serrati alle frontiere. E che ripercussioni ci sono secondo lei nell'ambito turistico e dei flussi? Beh, questo è un problema che è un problema ovviamente planetario, e quindi io dico sempre non possiamo pensare di non muoverci perché abbiamo il terrore del terrorismo, perché altrimenti potrebbe essere colpita qualsiasi zona. Certo che anche l'Italia può essere un obiettivo sensibile come tanti altri. È vero anche però che noi dobbiamo garantire maggiore sicurezza e quindi dobbiamo fare maggiori controlli alle frontiere. Ovvio che a me lei lancia un assist incredibile, perché è ovvio che la nostra posizione... Sì, ricordiamo che Federico Caner è un rappresentante della Lega Nord e qui abbiamo introdotto la parte politica dell'intervista. Sono pur sempre un assessore che si occupa di turismo, ma sono anche un assessore che ha messo la giacchetta del politico, che ha una componente politica, e quindi dico che ovviamente noi non possiamo far entrare queste persone in maniera indiscriminata. Tra l'altro però purtroppo... abbiamo visto che non erano profughi 4, no, infatti c'erano con regolare permesso di soggiorno, insospettabili, vari lavori. Devo dire che c'è stato anche un gran lavoro delle forze dell'ordine da questo punto di vista nel monitorare la situazione, intercettazione. Sono brave, e quindi, se mi permette infatti dobbiamo dirlo, ma cittadina. Dobbiamo dirlo. Certo è che se noi lasciamo le frontiere così aperte abbiamo maggiori possibilità che entrino persone che non sono rifugiati politici, perché un rifugiato politico difficilmente fa il terrorista. Cioè, se uno scappa veramente da una guerra, da una situazione, anzi forse rischia di essere il primo ad avercela con i terroristi, perché scappa da situazioni di persecuzione. Questa è un'interessante esatto, quindi voglio dire, è difficile che un siriano venga qui a fare, no, che scappa. Ecco, invece abbiamo situazioni dove in realtà stiamo parlando di vera e propria immigrazione incontrollata. Ecco, su questa noi abbiamo una politica rigida, perché diciamo non è possibile. Tra l'altro sapete meglio di me che insomma è notizia che è passata un po' in tutti i social di questo ragazzo che ha dimostrato praticamente che addirittura le navi private vanno fino a pochi chilometri dalla costa libica a prendere
questi immigrati e a portarli nel territorio, e la cosa ormai è tutta georeferenziata, nel senso che i flussi sono stati dimostrati, e quindi insomma ci sono degli interessi, e questi interessi poi dentro ci gioca anche chi ha la criminalità organizzata. Rapidi controlli e verifiche per chi ha diritto e no potrebbero in qualche modo aiutare. La politica di Minniti in qualche modo vi soddisfa di più di quella di prima? Sicuramente Minniti sta facendo un passo in avanti, non ci convincono molto, io che tra l'altro faccio parte, vado spesso a Roma anche in conferenza Stato-Regioni, non mi soddisfa molto l'idea di creare questi centri per l'espatrio, che non sono altro che i CIE vecchi, sì, certo, e da fare in tutto il territorio nazionale, quindi loro vorrebbero fare anche in Veneto. Per il momento è a Torino. Lo so, infatti però, i kosovari sono l'idea espulsi perché avevano delle implicanze con i 4 restanti. Però l'idea sua è di farne tanti, più piccoli, ma farne tanti. Insomma, siccome vediamo le situazioni di Cona, Conetta, ecco, allora anche la Caserma Serena. Caserma Serena, tra l'altro che è il mio territorio, e vediamo, e noi avevamo sempre un altro assist. Sì, un altro assist, perché noi avevamo sempre denunciato che lì c'era molta più gente dentro rispetto a quello che il prefetto dichiarava, e in effetti poi i numeri l'hanno confermato. Noi diciamo che i centri di accoglienza devono essere fatti sul territorio libico. Ecco, nessuno dice che non vada prestata, diciamo, che è la posizione anche del Ministro dell'Interno. Certo, però il problema è che lui lo dice, però nel frattempo partono i centri in Italia più che lì. Non è che una soluzione si può trovare in 2 minuti. No, su questo sono d'accordo, però devo dare atto al fatto che comunque il Ministro, rispetto al passato, ecco, rispetto al Fano, sicuramente si sta muovendo in maniera differente. Ovviamente a noi non soddisfa ancora. Senta, ci stiamo avvicinando a passi molto rapidi alle amministrative, abbiamo visto un suo selfie con Matteo Salvini alla BIT, Zaia ha lanciato il referendum, leggevo notizie di stampa appunto che in qualche modo ci sia stata una frenata da parte del governatore perché no, non faccio più referendum, vado a trattare per ottenere qualcosa da Roma. No, assolutamente no. Questa è stata, il referendum ci sarà? Assolutamente sì, anzi questo ci rafforza ancora di più nella nostra posizione che il referendum è una cosa da fare assolutamente, e ora la data la stabilirà il Presidente perché spetta a lui, però assolutamente non esiste nessuna possibilità di scambio tra il referendum e un ipotetico intervento dello Stato sul pagare i famosi 300 milioni per la Pedemontana. Infatti volevo dire, però intanto l'aumento dell'IRPEF per la Pedemontana c'è stata, eppure la promessa era quella che non avrebbe mai aumentato le tasse, sì, non avreste mai aumentato le tasse. Il Presidente l'ha spiegata molto bene ai Veneti per il problema del Fiscal Compact, poi insomma dobbiamo anche dire che non va a colpire la maggior parte dei veneti, anzi oltre 2 milioni e passa di contribuenti non vengono toccati da questa misura, e la verità è che noi abbiamo avuto negli ultimi 5 anni oltre 1 miliardo di tagli di trasferimenti statali. Ma quell'opera non doveva pagarla al privato? Sì, quell'opera doveva pagarlo il privato, questo è vero, però è anche vero che la situazione in cui siamo venuti a trovare ci dice che o noi interveniamo o altrimenti rischiamo di trovarci cantieri aperti per i prossimi anni, forse decina d'anni, e non possiamo permetterci nei confronti sia dei veneti ma soprattutto dell'aspetto del tessuto imprenditoriale di avere un cantiere aperto con centinaia di espropriati che non vengono pagati e con disastri sul territorio, ferite a cielo aperto, e quindi un intervento deve assolutamente essere fatto, ma ripeto non sarà assolutamente uno scambio col referendum sull'autonomia. Torno alla foto al selfie con Salvini. Il congresso della Lega Nord potrebbe essere in Veneto, a Padova o Verona. Matteo Salvini deve venire qui a tracciare, a marcare il territorio, perché Forza Italia continua a dire, la persona di Silvio Berlusconi, che il candidato premier potrebbe essere Luca Zaia, anche se Zaia continua a ribadire basta con questa manfrina. Esattamente. Però io penso Salvini, secondo me, non c'è paura. La Lega di candidati ne ha tanti, il Presidente è concentrato sulla Regione Veneto, è concentrato sul referendum per l'autonomia, e quello è il suo grande obiettivo. Poi il fatto che Salvini voglia fare comunque il congresso in Veneto a noi ci fa piacere, perché dimostra anche la forte attenzione che c'è sul Veneto, e il fatto che comunque il Veneto, oltre a essere l'unica regione amministrata
praticamente quasi monocolore, insomma in giunta, in giunta su 10 assessori. Sì, è vero, però diciamo che c'è una compagine molto più variegata. È una Zaia giunta o una Lega Nord giunta in Veneto? No, allora diciamo, dobbiamo essere onesti a dire, qui abbiamo Forza Italia come alleato e Fratelli d'Italia, quindi questo va detto. È anche vero che su 10 assessori 9 fanno parte della Lega Nord e quindi voglio dire, credo sia abbastanza marcata, anche se la mia collega Elena Donazzan di Forza Italia devo dire che è veramente un assessore aggiunto innanzitutto capace, ma poi dove non c'è assolutamente nessun screzio con loro, anzi una collaborazione perfetta. Ecco, essere appunto una giunta monocolore non può essere, alle volte magari dare solo un punto di vista e far mancare il dialogo, il dibattito. Voglia di fare tante cose e poi magari apparire che non si fanno, non lo so. Diciamo che su questo ci aiuta il Consiglio, dove in Consiglio noi non siamo monocolore. Questa risposta era scontata. E senta, le prossime amministrative come le vedete? Proprio 10 secondi sono al collega Le prossime amministrative credo siamo presi bene, abbiamo Padova in pole position, ma credo che Bitonci ce la farà. Bene, ringrazio Federico Canera, assessore al turismo della Regione Veneto, ringrazio voi, torniamo subito dopo la pubblicità, come al solito, altri ospiti, altri argomenti, a tra pochissimo, grazie.